Proseguiamo la nostra green therapy, la terapia del verde. Beh, cari Duilio e Ines. Cari, 100 euro l'ora è quello caro, insomma. Duilio, cosa parli col terapeuta? Tasi. Dicevo, cari Duilio e Ines, io mi auguro che dopo tante sedute insieme abbiate cambiato un po' le vostre abitudini che diciamo erano un po' sedentarie. Sì, Tipo, raccontatemi cosa avete fatto nell'ultimo weekend. Ah, dottore, sapesse. Allora, lei guardi, Guarda. e che ho conto, mi si immagini sta roba qua. E c'era un bosco tipo foresta, no? E bisognava partire con i sacchi, con i cinghi in spalla, Zaini, no? Zaini, Duilio, con i scarponi e consultando che il foglio di carta tutto spiegazzato, che anche una X in mezzo. La no? mappa, Duilio. Ecco, la mappa. te parti e che era sto ponte di quelli che scorlano, no? Indiano, presente? Tibetano, Duilio. Che te portava dove che era un lago lungo e stretto. Che Ruscello. sì, ecco, che Ruscello. bisognava attraversare, no? E che era dopo anche una cosa, e che l'acqua andava giù a sbalzo, faceva A proprio... cascata, Duilio. È a cascata. Te superavi quello per forza di robe e ti arrivavi, era queste montagne meravigliose. Aveva anche dei busi, come se che... E grotte. Che te potevi entrare dentro, dentro e te vento, piova, neve, grandine, sole, quanto sole che era, una roba proprio che ti arrivavi a un certo punto alla meta. Ma il viaggio che ne ha valso la pena però, Ma è una meraviglia, ma io sono emozionato, ma è bellissimo. Bellissimo, dottore, bellissimo. Ce lo siamo goduti dall'inizio alla fine. Bellissimo, bellissimo, davvero bellissimo. Ma se non l'ha visto glielo consiglio, Che cosa? È il film che abbiamo visto sto weekend. L'esploratore e la città perduta. Ma perché non sono cose che avete fatto voi due nel weekend? È il film degli altri. Perché vedere un film quando puoi viverlo davvero? Scopri il Parco della Lessinia. Escursioni, cascate, torrenti, passeggiate in malghe, sport estivi e invernali e molto altro ancora. Visita www.lessinia.verona.it. A essere onesti, non è che è andata a finire benissimo la serata. Abbiamo litigato perché quando si è alzato dal divano ha fatto un onto dappertutto, patatine, popcorn, birra, un disastro. Però non dimenticate mai l'insegnamento delle scorse sedute, mai andare a letto arrabbiati. Giusto, mai. mai. Beh, su questo siamo bravissimi, dottore. Se 15 anni che dormo in divano.